Buongiorno a tutti e benvenuti alla nuova puntata di Pillole di Napoletano. Oggi parleremo di un altro termine che in napoletano ha un significato completamente differente rispetto all'italiano. Il termine in questione è curioso. Se con il termine italiano curioso si indica una persona dall'intelligenza viva, molto sveglia, che ama interessarsi delle cose, che si pone mille domande, anche un po' ficcanaso, con il termine napoletano curioso si indica la persona assolutamente stravagante, eccentrica nel vestire, particolare, che suscita curiosità e può essere utilizzato con varie sfaccettature, alcune anche negative, perché se viene indicata una persona chi è un poco curiosa, quello è un pochino curioso nel senso è un po' stravagante, può essere identificata per esempio addirittura una persona che si sospetta essere omosessuale, oppure che abbia delle tendenze o delle manie molto particolari. In teoria sarebbe un termine di utilizzo neutro, dipende dal tono. Detto questo io vi saluto, vi ringrazio come sempre per l'attenzione, vi rimando a una prossima puntata di Pillole di Napoletano e come si dice sempre a Napoli, ciao brim!